siamo davvero lieti di abbinare a questo trofeo Marchioro anche la presentazione ufficiale della nostra società, con la presentazione di tutte le squadre, di tutto lo staff che compone la nostra società. In più quest'anno, grazie anche all'interessamento del Comune di Abano, dell'assessore allo sport, che io ringrazio qui in modo particolare, perché quest'anno veramente abbiamo un assessore allo sport che non è un politico ma è uomo pratico ed efficiente, sta dando una mano a noi come a tutte le società. Premieremo, oltre che naturalmente le squadre partecipanti al trofeo Marchioro, anche due atlete nazionali, due azzurre d'Italia. Sono la Silvia Zuin, primatista dei 100 metri ostacoli, che ha un primato raggiunto il 4 ottobre scorso a Grosseto, e senza dimenticare la presenza, e speriamo che arrivi in tempo, della olimpionica, che è la Antonella Di Martino, primatista italiana di salto in alto. Mi sento anche di ringraziare soprattutto i genitori delle nostre ragazze, che si sacrificano almeno al pari di loro. Un ringraziamento particolare ai nostri sponsor, che sono un po' la benzina del nostro motore, senza la quale questa macchina non potrebbe funzionare. Grazie all'amministrazione comunale e anche alla Federazione Pallavolo di Padova provinciale, che oggi è rappresentata dal nostro presidente Stefano Camporese, nonché carissimo amico. Grazie a tutti e speriamo che questa presentazione sia anche un buon auspicio per l'attività che sta per iniziare. La 16ª edizione del trofeo Paolo Marchioro, in memoria del giovane atleta scomparso in un incidente stradale, ha visto la partecipazione di 8 squadre padovane, 4 di prima divisione, PGS Esedra, Medoacus, Union Vigonza e Thermal Volley, e 4 di Serie D, Pallavolo Arcobaleno, Tecno P, Tombolo e Aliper Thermal. Il trofeo è stata l'occasione per presentare le 7 squadre della dinamica società aponense, impegnate nei diversi campionati regionali e provinciali. Il general manager Gaetano Ingrosso ci illustra gli obiettivi del Thermal Volley per la stagione 2009-2010. Abbiamo una squadra di Serie D che speriamo ci dia la promozione. Ma quello che in modo particolare ci fa piacere è che abbiamo ringiovanito la squadra, abbiamo un settore giovanile che sta lavorando veramente molto bene, un under 18 che è partito alla grande, 2 under 16 eccezionali, un under 13 che è in fase di allestimento ma che comunque ha dei buoni numeri, un mini volley, insomma un totale di 140 atlete che speriamo possano essere il futuro della pallavolo aponense. Noi vogliamo cercare di portare al Thermal Volley un po' di linfa naturale del territorio, perché vogliamo lavorare sul territorio. Per questo abbiamo puntato anche uno staff tecnico di sicuro alto valore, fra questi spicca il responsabile tecnico unico che è Andrea Lazzaro. Poi per quanto riguarda le varie divisioni abbiamo Erasmo Maestrello che segue la prima divisione, Gianfranco Ingrosso e Bissoli Paola che seguono la seconda divisione, Sabina Pierangelo che segue l'Under 13 insieme al mini volley, insieme con la Daria Tramontana. La finale delle squadre di prima divisione, giocata da Thermal e Union Vigonza, si conclude con la vittoria per 3-7-1 delle rossoblù del Vigonza. Dopo la gara, riflettori puntati sulla presentazione ufficiale del Thermal Volley, dalle piccole Under 13 fino alla prima squadra, iscritta alla Serie D. Significativa la breve dichiarazione della giovane Erika Fenio, palleggiatrice dell'Under 16, che ricorda i valori che devono ispirare il volley e lo sport in generale. Noi, atleti del Thermal Volley, ci impegniamo a svolgere la nostra attività sportiva con dedizione e diligenza, con correttezza ed educazione, nei confronti delle squadre avversarie, degli allenatori e dei dirigenti, assicurando sempre la massima lealtà per questa nostra amatissima disciplina. I vari gruppi, accompagnati dai rispettivi allenatori e dirigenti, hanno sfilato alla presenza di 2 importanti personalità legate al mondo della pallavolo padovana, il sindaco di Abano Terme, Andrea Bronzato, e il presidente del comitato provinciale FIPAV, Stefano Camporese. Ci sono società che puntano tutto su una prima squadra e abbandonano, diciamo, quelli che sono tutte le altre categorie, perché ragionano dicendo: se c'è una prima squadra che vince poi trascinano tutti gli altri. Oggi vedere che la prima squadra entra con i pulcini, entra con i più piccolini, oggi vedere che c'è un legame tra chi in qualche modo può già insegnare, può dimostrare che cosa ha imparato
campionato e chi ancora ha un percorso da fare, credo che questo sia il valore aggiunto che ha questa società. Non solo pallavolo, ma all'interno di questa bellissima kermesse che ha visto anche la presentazione delle squadre di tutta l'associazione sportiva, c'è stato un momento per far capire quanto importante sia la sinergia tra discipline sportive all'interno di un territorio. Non più per cui la guerra per tirarsi via i vari spazi che ci sono a disposizione, i pochi contributi, ma cercare di accorparsi per proporre, a seconda dei desiderata dei ragazzi, delle attività sportive che abbiano sicuramente un beneficio per i ragazzi sia da un punto di vista educativo che da un punto di vista agonistico. E per cui un evento che non è più solo pallavolo, ma è un evento sportivo a 360 gradi per promuovere cosa un'amministrazione comunale e un territorio riescono a fare insieme. La finalissima vede opposti il Thermal e l'Extend Tombolo. Le locali del Thermal Aliper in divisa bianco-nera, allenate da Andrea Lazzaro, giocano con l'alzatrice Suaila Zaidan, l'opposto Giorgia Fincato, le schiacciatrici Serena Stefani e Chiara Rampin, il capitano Giada Faccioli e Greta Valigi centrali, il libero Ilaria Zatta. L'Extend Tombolo in maglia rossa e pantaloncini blu, guidato da Matteo Agostini, schiera Sara Moretti alzatrice, Elisa Moletta opposto, Elisa Rizzato e Alessia Luison schiacciatrici, il capitano Silvia Prati e Maria Elena Tosetto centrali, Giulia Romano libero. Dopo un avvio equilibrato, il Thermal impone il proprio gioco al centro e la maggior solidità a muro, avvantaggiandosi sul 16-12. Spinto dai punti di Prati e Rizzato, l'Extend si avvicina nel finale, ma le locali resistono, conquistando il primo set per 25-22. La ripresa si apre nel segno del Thermal, che allunga prima sul 5-1, poi sull'11-6, sfruttando le efficaci azioni della centrale Faccioli. Le ospiti restano in partita fin sul 12-9, poi si disuniscono sbagliando troppo in ricezione e in attacco. Le bianconere dominano, aggiudicandosi la seconda frazione per 25-12 con la serie di 3 battute punto di Greta Valigi. Il terzo parziale vede un'inversione di tendenza a vantaggio del Tombolo, agevolato peraltro dai numerosi errori del Thermal. Il ritmo di gioco scade, le squadre sono molto fallose. Il capitano Silvia Prati ed Elisa Rizzato, le più incisive in attacco tra le ospiti, spingono l'Extend che conquista un vantaggio di 2-3 punti, difeso con successo dal tentativo di rimonta delle Aponensi. Altri 2 errori in ricezione e in attacco delle locali chiudono il terzo set sul 25-20 per le rossoblu dell'Extend Tombolo. La fatica inizia a farsi sentire da ambo le parti, abbassando ancora le già modeste percentuali in attacco. Gli errori si ripetono di continuo, fino al momento decisivo per l'esito del match. Sul 13 pari, Greta Valigi spezza l'equilibrio, murando prima la Rizzato, poi la Mazzotta, e le Aponensi volano sul 18-13. L'attacco del Tombolo non mette giù palla, la fragile ricezione rossoblù viene sorpresa dal servizio teso della Valigi. Il Thermal gestisce il vantaggio vincendo per 25-18 partita, incontro e trofeo. Ringrazio l'Abano per averci invitato quest'anno a questo splendido torneo, peccato per il risultato che abbiamo perso 3-1, ci riproveremo sicuramente il prossimo anno visto che siamo state già invitate. Per il campionato abbiamo grandi obiettivi, speriamo bene, faccio un grandissimo in bocca al lupo anche alle mie compagne e speriamo in una promozione per la Serie C. Considerata la stagione precedente che ci ha lasciato un po' di amaro in bocca, diciamo, per la retrocessione, in questa stagione speriamo di fare bene. Non so se riusciremo a fare una promozione, però almeno di fare bene, insomma, di essere contenti di come giocheremo. E questo dipenderà ovviamente dal lavoro di tutti e in primis dalla società, ma poi di noi atlete, che purtroppo siamo in 10 quest'anno, quindi abbastanza contate, però insomma siamo tutte volenterose e pronte, diciamo, a questo campionato, ad affrontarlo nel migliore dei modi.